Buongiorno a tutti. Recentemente il mio carissimo amico Sergio, compagno di tanti viaggi, è stato in Grecia e mi ha portato questo bellissimo dono. Nel momento in cui l'ho ricevuto mi si è accesa una lampadina e ho iniziato a raccontargli tutta una lunga storia e lui, incuriosito e divertito, ha seguito il mio discorso. Io spesso dico ai bambini, studiate tanto perché il nostro cervello memorizza, sembra che dimentichi, ma in realtà non è così, perché tutte le informazioni che acquisisce le sistema in appositi cassetti che apre nel momento opportuno. Ed infatti così è stato, perché questa storia su la città di Atene e la dea Atena io l'ho studiata assieme ai bambini di Scalaplano moltissimi anni fa. Bene, allora, poiché attorno all'olio e all'ulivo ci sono tantissime storie e leggende, dal sacro al profano, oggi vi voglio raccontare un po'. Per cui se siete curiosi, aio, beniga di conto. Mi trovo ai Sterzili e questo che vedete alle mie spalle è l'albero d'ulivo che è stato dedicato a Emanuela Loi nella sua omonima piazza nell'agosto 2010. Emanuela è stata la prima poliziotta italiana morta in una strage di mafia nel terribile attentato del 19 luglio 1992 a Palermo. La famigerata strage di Via D'Amelio. Da sempre attorno a questo bellissimo albero sono nate tantissime leggende, tantissime storie. Ciao a tutti! Prima di iniziare a guardare il video, vi volevo far notare che ho detto almeno tre grandi castronerie, e cioè il nome della dea è Atena e Atene è il nome della città che ha preso dalla dea. Sono stati gli egiziani a dire che era Iside, che è stata Iside a dare vita all'ulivo e non i greci. Il nome dell'albero è ulivo, il suo frutto sono le olive e anche in questo caso ho detto una scemenza. Vi chiedo scusa, ma sapete com'è la regola? Buona la prima, perché altrimenti se dovessi girare questi video cercando di correggere tutte le parole, tutti i verbi, eccetera, non dovrei fare altro. Quindi vi chiedo scusa, vi ringrazio e buona visione. Un po' lunghetto il video, ma mi è piaciuto tanto. Ieri ho dovuto interrompere il video, riprendo oggi. Torniamo indietro nel passato e passiamo dal sacro del ricordo della dolce Emanuela Loi alla civiltà greca. Secondo la tradizione, nell'antica regione dell'Attica venne istituita una gara affinché il vincitore desse il nome al capoluogo, diciamo così, alla città che sarebbe diventata appunto la principale di quella terra. Naturalmente tra tutti gli dei e le dee ce n'era una che era la favorita, era Atene, la figlia di Zeus, che però era il re supremo di tutti gli dei e quindi non poteva votare, lui si era astenuto. Erano stati offerti tantissimi doni a questa civiltà affinché venisse scelto quel dio o quella dea, ma Atena, tra tutti, aveva fatto sorgere dalla terra questo bellissimo albero e aveva promesso che se fosse stata lei la vincitrice, quell'albero li avrebbe arricchiti con con i suoi frutti, con l'olio, con le olive, e poi le foglie sarebbero state il contorno a sigillo della gloria che sarebbe poi scaturita da quel momento in poi. La dea Atena vinse la gara e l'ulivo è diventato un albero celeberrimo per eccellenza. Diciamo che tra tutti gli alberi è quello che sicuramente viene citato di più, sia per quanto riguarda le sue foglie, quindi i suoi rami, sia per quanto riguarda i suoi frutti e i prodotti che da esso derivano. Come sia arrivato sino a noi esattamente non si sa, ma secondo gli studiosi non è nato esattamente nella zona dell'Attica, bensì forse in Siria. E comunque è nato, si è originato quando si sono formati tutti gli altri alberi
per una serie di processi naturali, e poi quando c'è stato lo scambio dei semi nell'antichità, il seme dell'ulivo ha viaggiato ed è arrivato sino a noi. Ci sono in Italia degli alberi di ulivo molto imponenti. Vi cito quello di Luras, che è stimato come un albero di 4.000 anni, e si tratta di un ulivo selvatico, quindi con i suoi 4.000 anni lui detiene il record nazionale come longevità per quanto riguarda un albero. Però torniamo all'antichità, perché anche i greci avevano detto che in realtà questo albero era nato lì, in Egitto, merito della dea Iside. E dal profano passiamo al sacro. L'ulivo è legato infatti alla colomba che dopo il diluvio universale era apparsa, nel becco aveva un ramoscello, e quindi Noè aveva capito che le acque avevano iniziato a ritirarsi, e quindi piano piano sarebbero potuti scendere dall'arca e rioccupare nuovamente la terra. Per questa ragione che con ogni probabilità è stato deciso che il giorno di Domenica delle Palme, della Domenica delle Palme, le palme e l'ulivo sarebbero stati i due simboli della pace. E torniamo all'albero di Emanuele Alloi. Per questa ragione è stato piantato l'albero, proprio perché a questa pianta è legata come simbologia prevalentemente proprio la pace. Ma lo sapete che secondo una leggenda, quando si stava cercando un albero per creare le croci, per crocifiggere Gesù e i due ladroni, sono stati avvistati dei giganteschi alberi di ulivo, perché prima gli ulivi erano altissimi ed erano proprio dritti, dritti, dritti. E gli ulivi però, che appunto stavano così in alto, vedevano e sentivano tutto, avevano sentito dire che stavano cercando il legno di questi alberi per poter creare le croci, e loro non volevano assolutamente che il buon Gesù venisse appeso in quelli che una volta erano i loro rami, per cui chiesero aiuto al cielo, soffiò un fortissimo vento, ma forte, 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 gli alberi si piegarono, e una volta finito, cessato il vento, gli ulivi avevano i rami tutti intrecciati tra loro e molto curvi, per cui quando i soldati arrivarono vicini, dissero: accidenti, da lontano sembravano degli alberi così belli e dritti, invece sono tutti aggrovigliati, quindi dobbiamo andare via, perché non è possibile creare le croci. Da quel momento pare che gli ulivi abbiano iniziato a piangere per la gioia del fatto che avessero scongiurato che la loro legna potesse diventare sigillo di questo terribile evento, ma anche dispiaciuti per quello che avevano saputo e per come erano ridotti, per cui da quel momento le lacrime degli ulivi sono diventati i loro frutti, le olive, e per questo motivo queste lacrime miste al dolce e all'amaro rappresentano questo frutto, che spesso è dolce e altre volte amaro. Curioso, vero? Sempre legato alla passione di Gesù, come non ricordare il Monte degli Ulivi. L'orto degli Ulivi, nel quale Gesù andò a pregare dopo l'ultima cena, che si chiama Getsemani, in realtà è composto da due parole. Get, che significa pressa, e shemen, che significa olio. Quindi pressa dell'olio sta a significare frantoio. Quindi anche questo è sempre legato agli ulivi. Per questa ragione, e per queste ragioni, l'olio santo, è tuttora fortemente, strettamente legato con la nostra religione. Io sono stata più di una volta il Giovedì Santo alla Nusei ad assistere alla benedizione dell'olio crismale, l'olio dei catecumeni, insomma i vari oli. In ogni diocesi benedice il vescovo, a Roma benedice il Papa.
E in questi eventi così importanti della nostra vita vengono utilizzati appunto gli oli sacri, ma anche nell'uso quotidiano vengono utilizzati prodotti realizzati con l'olio. Una volta non c'erano tutti questi prodotti, diciamo, della cosmesi, e veniva utilizzato l'olio per creare i profumi. Pensate che avevo letto che Giulio Cesare soffrisse di calvizie e allora avesse adottato questo stratagemma, avesse fatto crescere i capelli, questi laterali, e poi li avesse piegati in avanti, in modo tale da coprire la calvizie e per poterli fare stare fermi li avesse unti, così come le donne romane o anche donne di altre civiltà preparavano delle belle acconciature e poi le fermavano con l'olio. Poi Gheridadi, io ho sempre avuto il problema, diciamo così, perché i miei capelli sono particolarmente unti e cerco di tenerli, ho sempre cercato di lavarli spesso per tenerli puliti, questi addirittura capelli puliti li ungevano per renderli, come dire, più agghindati. Per carità, sono gusti e sono mode. Sicuramente è il condimento di origine vegetale più diffuso e più utilizzato al mondo, che in certi periodi storici è stato anche particolarmente. Si tratta con ogni probabilità del condimento di origine vegetale più diffuso al mondo, che in certi periodi storici è stato veramente difficile da reperire e quando si aveva lo si utilizzava veramente con parsimonia. Per questa ragione si dice che rompere una bottiglia d'olio porti sfortuna, perché si trattava in passato di qualcosa veramente preziosa. Lo è tuttora, perché l'olio buono è un gran peccato perderlo. Io dico che è legato anche al fatto che la sfortuna sta nel fatto che toglierlo, raccoglierlo e pulire poi il pavimento dopo che si è impregnato di olio è una tragedia, per carità. Non è una morte uomini, però comunque è una grande seccatura. Ci sarebbe da parlare per ore di questa bellissima pianta. Alle mie spalle ne vedete un altro esemplare, adesso mi sono spostata e sono a casa dei miei carissimi cognati. Ringraziamo il cielo, la vita per averci donato una pianta così splendida che ci regala con i suoi frutti questo prodotto eccezionale, l'olio, che è immancabile, non può mancare assolutamente nelle nostre tavole. Sono stata un po' lunghetta, nonostante abbia cercato come dire, di contenermi, di sforbiciare. Vi do appuntamento per un'altra puntata sull'olio e le olive. Vi saluto e vi ringrazio per avermi ascoltata. Grazie. Ciao 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 e buon fine settimana a tutti.